Pirlo di tacco, tiro, gol! Di nuovo in studio per continuare a parlare del campionato di promozione. Tra poco parleremo del girone C e del girone D, però prima dobbiamo salutare il Città di Valverde, che oggi è presente qui nei nostri studi, con Anthony Vella, il direttore sportivo. Buonasera. E anche di Ciccio Siciliano, giocatore, centrocampista, attaccante, difensore. Tu sei un jolly, io ti conosco da jolly globale, dico bene? Tu mi conosci bene, sì. Ciccio Siciliano, che vi siete riposati, so che avete fatto un torneo però in attesa, queste 3 settimane di riposo credo che siano da pazzi, esagerati. Da pazzi, sì. Esagerati, perché? Perché lo hanno fatto? Non capisco queste 3 settimane. Non riusciamo a capirla questa cosa. Anche a livello gestionale, di costi. Certo, infatti. Non lo so. Vabbè, ok. Allora adesso parliamo dei risultati, parliamo del girone C, subito vediamo il tabellino su questa 10ª giornata di ritorno, oggi domenica 2 marzo 2014. Giarre Calcio, Rarinantes 2-1, Atletico Pedara, Agira Nissoria 2-0, Troina Atletico Catania 1-0, Comprensorio Normanno Aci San Filippo 4-0. Sport Club Palazzolo, Real Aci 1-1. Pachino, Real Avola 4-2. Sporting Battiati, Sicula Leonzio 0-5. In classifica vittoria del Giarre, vittoria anche della Comprensorio Normanno, quindi classifica sempre molto stretta, vittoria anche della Sicula Leonzio che rimane in attesa di un possibile recupero dei 3 punti persi a tavolino. Guardiamo la classifica al completo. Giarre Calcio 52 punti, Comprensorio Normanno 51, Sicula Leonzio 50, Sport Club Palazzolo 40, Sporting Battiati 39, Sporting Priolo 34, Real Aci Pachino 33 punti, Aci San Filippo 31, Atletico Catania 29, Atletico Pedara 27, Rarinantes 20, Troina 18, Avola 12, chiude la classifica Agira Nissoria con 11 punti. Allora, prima di sentire il commento tecnico di Ciccio Lametta su questo girone, vi voglio fare vedere e anche sentire la voce del commentatore l'incontro Sicula-Leonzio Sporting Battiati, vittoria netta della Sicula-Leonzio per 5-0. Guardiamo gli highlights. Le vediamo dopo? Perfetto. Allora facciamo il commento tecnico di Ciccio e poi manderemo appunto subito dopo le immagini di questa vittoria netta della Sicula Leonzio. Commento. Sì, Ettore, allora 23 gol segnati in questo girone C, che è stato sotto questo punto di vista quest'oggi il girone con più marcature. Partiamo come sempre dal discorso primato. Diciamo che possiamo considerarla una giornata pro Giarre, tutto sommato, perché chiaramente un turno in meno e distanze invariate per quanto minime. Vittoria casalinga per 2-1 contro una Rarinantes che si è confermata un osso duro, una squadra in netta ripresa. Primo tempo a reti inviolate 0-0, quindi anche oggi il Giarre ha sofferto. Le reti nel secondo tempo di Luvito e Sottile hanno dato alla capolista questa importantissima vittoria. Ma le inseguitrici sono davvero scatenate e anche oggi hanno vinto benissimo. 4-0 il Comprensorio Normanno, doppietta di Bracciolano e 5-0 della Sicula. E 5-0 della Sicula, che mi sa che è pronto. Sì, ce lo guardiamo così poi lo commentiamo, perché insomma la Sicula Leonzio ha battuto questo Sporting Battiati che ha subito 5 gol e insomma lo Sporting Battiati insomma alla vigilia non era accreditata sicuramente di una sconfitta così pesante. Guardiamo insieme gli highlights. E ancora tempo di big match nel girone C di promozione, decima di ritorno, ancora un'altra super sfida, Sporting Battiati, Sicula Leonzio, seconda, anzi terza contro quarta in classifica,
Leonzio che punta ancora una volta al primo posto, rinvigorita dal successo di un altro big match, quello di domenica scorsa contro il Giarre, mentre il Sporting Battiati è rimasto alla finestra per via del turno di riposo alla fine del primo tempo. Ma la Leonzio è un'altra cosa, attenzione, c'è un lancio, beneficio di D'Urso in area di rigore, D'Urso! Pallonetto su Bonanno, tutto solo, Leonzio in vantaggio. 3 minuti di gioco, c'è stato un lancio, non è scattata la trappola del fuorigioco per lo Sporting Battiati e Andrea D'Urso è stato implacabile nel battere Bonanno con un pallonetto facile. Forse un fallo di Mauro, l'arbitro lascia proseguire, attenzione, scatta sul filo del fuorigioco Costanzo, il pallonetto, gol della Leonzio, 2-0, tutto facile per i bianconeri, anche se nella circostanza c'è qualcosa da recriminare sia sulla posizione di Costanzo ma anche per un intervento, forse una spallata, anzi probabilmente Costanzo sulla destra, prova ad accentrarsi, lo scambio con Signorelli che scivola per un attimo, tiro di Signorelli, magia di Lino Signorelli, 3-0, Leonzio spettacolo, 40esimo, con il sinistro Lino Signorelli non ha lasciato scampo a Bonanno, Costanzo dietro per Nicotra, il pallone per Platania, rovesciata da applausi, 4-0 Lino Signorelli. 5 minuti della ripresa, ancora Signorelli, rovesciata, l'assist di Davide Nicotra quando ancora la partita poteva riaddrizzarsi, Grazioso da fuori, gol, 5-0, non esulta, o esulta comunque al minimo Grazioso con il sinistro, ancora una volta un gol facile. Vittoria straordinaria della Sicula Leonzio, 5 gol a Battiati. Parliamo con Anthony. Anthony, nessuno poteva pensare, insomma, che lo Sporting Battiati in casa subisse quest'onda fortissima della Leonzio, che forse in questo momento è animata da un entusiasmo quasi esagerato. Sì, c'è da dire che la squadra capitata da Paolo Spartano è una squadra molto dura, Sì. una squadra che subisce pochi gol. Stranissima questa imbarcata di gol. C'è da dire che ha un tridente la Sicula che non è da promozione. Non c'entra niente con la promozione. No, Lino Signorelli, un grande giocatore. E che gol. gol, sì. Ciccio Siciliano, come vedi questa battaglia per quanto riguarda la zona delle prime posizioni? Abbiamo un terzetto agguerritissimo, sì. Abbiamo la Leonzio, abbiamo il Comprensione Normanno e abbiamo il Giare che attualmente è primo in classifica. Sì, infatti si distanziano di un punto, pochissimi 2 punti, quindi sì, comunque sì, ancora sì. è tutto aperto. Come vedi? Chi potrebbe farcela? Mi fai domande tu sempre. Vogliamo sapere anche il tuo parere. Tu questo campionato l'hai fatto per molti anni. C'è da dire che il Giare è già riposato e gli altri due no. Sì. Infatti c'è il turno di riposo in questo girone, però io spero che la Leonzio alla fine la spunti con questo campionato. Benissimo, sempre riferendoci a questa partita, sentiamo le interviste che sono state realizzate dopo questa sonante vittoria da parte della Sicula Leonzio. Non possiamo recriminare nulla perché non è su queste cose che bisogna barricarsi. È evidente che abbiamo giocato con una squadra che ha dimostrato di essere superiore. Bisogna anche saper riconoscere i meriti dell'avversario. Loro hanno quel cinismo necessario per poter essere una squadra da primato, da promozione e noi siamo una squadra che ha giocato per salvarsi in questo campionato e è stata premiata per la buona volontà di tutti a entrare nei playoff. Se raggiungeremo questo traguardo è un qualcosa in più. La mia squadra non era il solito Battiati, quello che è stato nelle ultime 11 partite.
posso anche capire, dopo 2 mesi magari un calo ci può essere, i ragazzi proprio la tensione, sempre i nervi, sempre per raggiungere questo obiettivo, no? Eravamo prima di Natale, eravamo terzultimi, quartultimi, oggi siamo quarti o comunque in zona playoff, quindi da un lato lo giustifico ecco, in questo, però continuiamo a lavorare per il nostro obiettivo. Ecco. Dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo allenarci bene a testa bassa, senza perché il nostro obiettivo rimane quello di disputare questi playoff e cerchiamo già sin da sabato con la Rainanti di andare a fare il risultato là. Non è stata per niente facile, i primi 20 minuti il Battiati ci ha messo sotto un pressing, possesso palla, che loro hanno degli ottimi palleggiatori, soprattutto a centrocampo. Siamo riusciti a sfruttare le occasioni che ci sono capitate con le nostre punte e poi la partita diciamo, si è messa in maniera dritta per noi, però era una partita a cui tenevamo molto domenica quando era finita quella di Giarre. Pensavamo proprio che questa era un'altra partita importante per la nostra stagione. Vincere qua è stato per noi importantissimo, anche per il proseguo del campionato. Speriamo che a livello di giustizia federale noi vinciamo il ricorso che abbiamo fatto per il reclamo del Paternò, ci ritornano i 3 punti, se ci ritornano i 3 punti noi diciamo, andiamo primi in classifica e pensiamo abbiamo buone possibilità di vincere il campionato. Sentiamo il commento tecnico finale su questo girone con Ciccio Rametta. Beh, noi delle vicende fuori campo non ne vogliamo parlare, giusto, però bravo quest'ultima Ciccio. frase è la pura verità. Quei 3 punti sono decisivi. Sono decisivi. Se glieli ridanno io mi sbilancio e per me la Leonzio diventa imprendibile. Okay. Per chiudere, discorso playoff, sì? Il big match per gli altri 2 posti era a Palazzolo, pareggio per 1-1 tra il Palazzolo e il Real Aci. Riposava il Priolo e bella vittoria interna per 4-2 del Pachino che a questo punto considero pienamente in corsa. Continua invece la debacle dell'Atletico Catania, sconfitto a Torino. Ormai in caduta libera, diciamo. Sì. È vero. E adesso chiudiamo il campionato di promozione, subito i risultati e poi la classifica del girone D, appunto, del campionato di promozione. Sporting Club Racalmuto, Accademia Empedoclina, sospesa. Atletico Gela, Aragona, 0-2. Aquila San Michelese, Libertas 2010, 0-5. Ribera 1954, Real Biscari, rinviata. Comiso, Sciacca, 4-5. Mussomeli, USA Sport, sospesa. Riposano Jobbing Santa Croce e Canicattì. Guardiamo la classifica dove abbiamo sempre in testa il Ribera 54 con 51 punti, a seguire il Mussomeli, ma avete potuto notare che in questo girone, proprio in questa domenica, ci sono state parecchie partite che non si sono disputate. Guardiamo la classifica e poi subito il commento di Ciccio Rametta. Ribera 54, 51 punti, Mussomeli 46, Libertas 2010 38, Sciacca 35, Sporting Club Racalmuto 34, Canicattì 33, Aragona 29, USA Sport 28, Comiso 25, Atletico Gela Jobbing Santa Croce 22 punti, Accademia Empedoclina 21, Real Biscari 10, chiude la classifica Aquila San Michelese con 7 punti. E ricordiamo pure che il Ribera 1954, il Mussomeli, lo Sport Club Racalmuto, USA Sport, Accademia Empedoclina e Real Biscari hanno una partita in meno, lo Scicla è stato escluso dopo la 4ª rinuncia ed infine Sciacca 2 punti di penalizzazione, Comiso 1 punto di penalizzazione. Insomma ci vuole un matematico per questo girone, Ciccio. Ci vuole un matematico che non sono di certo io e quindi in questa giornata mi astengo anche dal fare commenti alla classifica perché è impossibile analizzare la classifica in una giornata dove ci sono state solo 3 partite. Per cui sottolineiamo queste 3 vittorie tutte e 3 esterne di Sciacca, Libertas 2010 ed Aragona, tra cui, visto che stiamo per parlare di calcio a 5, segnaliamo questo 4-5 tra Comiso e Sciacca che sembra un risultato più da futsal che da calcio a 11. È vero, è vero, è vero. Rimaniamo un attimo su questo girone perché voglio sentire anche il parere di Anthony e il parere di Ciccio Siciliano. In testa questo Ribera che sappiamo tutti non era certamente una squadra che doveva disputare questo campionato di promozione perché dopo il fatto di aver rinunciato all'eccellenza
probabilmente con quella squadra ha fatto un campionato di categoria inferiore, ma credo che abbia veramente fatto il vuoto nei confronti di tutti gli altri. Cioè, non capisco queste squadre perché rinunciano alla categoria e poi mantengono È strana la questa stessa cosa, effettivamente è molto come ha strana. fatto il Trecastagni, io non capisco. Non si riesce a capire. No. Quindi questo tuo dubbio credo che sia lo stesso anche per Ciccio. Cioè, cosa c'entra il Ribera in promozione? Ci sono squadre che ovviamente ci hanno risposto magari vengono prese perché magari volevano fare la prima categoria e vengono ripescate, quindi comunque si ritrovano anche in questi campionati. Poi tutto sommato è un campionato sicuramente equilibrato, a parte le prime due, certo, sono squadre equilibrate, però poi abbandonano. E non si riesce a capire perché. Va bene, abbiamo chiuso anche con il campionato di promozione, salutiamo Ciccio Rametta che rivedremo la prossima settimana come al solito con un'altra ennesima giornata intensa del campionato di promozione. Entriamo nel vivo, quindi aspettiamo quest'altra giornata. Buona settimana a tutti. Abbiamo l'ultimo break pubblicitario, tra poco in studio Alessio Patti con anche la parentesi dedicata al futsal e parleremo anche di prima categoria perché insomma con i nostri ospiti che sono primi in classifica, il Città di Valverde, insomma vogliamo capire bene cosa succederà nella parte finale anche e soprattutto del vostro girone. C'è la pubblicità? Ci vediamo tra qualche minuto. And we're gonna let it burn, burn, burn.